Siglato un importantissimo protocollo d'intesa con il gruppo SETEL, un'opportunità per gli studenti dell'Istituto Superiore Odierna di Palma di Montechiaro, diretto da Annalisa Todaro, che porterà gli alunni del tecnico informatico a specializzarsi anche nella produzione di software nel settore di droni, rover e robot industriali. Una data fondamentale oggi per la nostra scuola. L'azienda entra nella scuola. Al sud questo sempre è stato un punto di debolezza. Al nord le aziende hanno tutto l'interesse di intervenire anche con finanziamenti all'interno della scuola perché le scuole possano sviluppare le professionalità che poi servono al mondo dell'azienda. L'alternanza scuola-lavoro qui al sud è sempre rimasta una pratica molto teorica. Oggi ritengo che possiamo sicuramente affermare che questo protocollo ci darà la spinta perché l'alternanza scuola-lavoro diventi concreta anche in Sicilia, anche a Palma di Montechiaro. I nostri alunni, gli alunni dell'Istituto Tecnico Informatico, avranno la possibilità di studiare il linguaggio dei droni. L'azienda ci supporterà anche dal punto di vista della formazione dei docenti e i nostri alunni acquisiranno quelle competenze che permetteranno loro poi di entrare in un mondo del lavoro, in un settore particolarmente nuovo, particolarmente accattivante in relazione appunto alle loro scelte di formazione. La SETEL opera nel settore dell'ingegneria del supporto logistico integrato. Nei suoi 45 anni di attività ha svolto le proprie attività su oltre 120 sistemi complessi, spaziando dai settori aeronautici a quelli spaziali e navali, ferroviari, di Information and Communication Technology. Tra le molteplici attività ha realizzato e brevettato un nuovo tipo di veicolo autonomo, un drone molto innovativo che intende sviluppare e produrre in Sicilia. Allora, noi abbiamo realizzato un veicolo di nuova generazione. Questo veicolo di nuova generazione ha una quantità di software a bordo piuttosto elevata e non ci sono in Italia tutto sommato competenze giovani, in ambito universitario ci sono. Per quanto riguarda lo sviluppo di questi software collegati alla robotica, in questo istituto abbiamo trovato un riferimento interessante e ci piacerebbe far crescere una cultura, un humus a Palma intorno a questo termine, perché effettivamente c'è un interesse industriale ad avere forza lavoro, ci possono essere prospettive significative per i ragazzi, perché oltre a quello che si può fare per l'azienda possono sviluppare anche iniziative autonome a corredo e quindi questo pensiamo che possa essere un settore di interesse sociale, economico, su base regionale e comunale. Diciamo che si inquadra in un'ottica in cui potremmo arrivare finalmente a svincolare questa differenza soprattutto tra nord e sud grazie a questi nuovi lavori che si inquadrano in quest'ottica, come si dice oggi, smart, che permetterebbe quindi di creare competenze, sviluppare competenze qui giù rivendibili al nord con un valore aggiunto sicuramente maggiore di quanto si possa ottenere con un'attività sviluppata localmente e sfruttata localmente. Un'intesa realizzata grazie al referente informatico dell'Istituto di Palma, il professore Carmelo Ferrara. Per noi oggi è una giornata importante, è da mesi che lavoriamo su questo protocollo. Avere un'azienda che segue i nostri ragazzi è un'opportunità importantissima. I nostri ragazzi svilupperanno del software che servirà per la gestione dei droni, dei rover e dei robot e diventeranno specialisti in questo settore. E poi alla fine del percorso saranno pronti già a lavorare in questo mondo. Potrebbero essere assunti dall'azienda che li ha seguiti già per tutti gli anni e quindi conosce già sia gli alunni e le loro potenzialità, oppure aziende che lavorano in questo settore che in questi anni è in totale espansione, o perché no aprirsi un'azienda propria e quindi diventare imprenditori di se stessi.